Eder. Mac. Pallister. Nella tarda serata di ieri ho denunciato la scomparsa di mia moglie Resinovic Liliana. Oggi 15. Ho invitato gli inquirenti a venire nel mio salotto. Adesso con tono pacato racconterò di me. Sono un fotografo in pensione già impiegato presso il giornale Messaggero Veneto, testata nella quale prestavo la mia attività nell'ambito territoriale di riferimento dell'Isontino. Anche mia moglie si trovava in quiescenza dopo aver lavorato a lungo presso gli uffici amministrativi della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il mio rapporto con la Lilli era improntato nella più totale complicità e serenità. Lei era una persona attiva e sportiva con la quale condividevo la passione per la mountain bike, per i viaggi e per la fotografia. Al fine di confermare tale affermazione, vi posso anche fare vedere una notevole quantità di fotografie scattate recentemente in luoghi di villeggiatura che ci ritraggono sereni e sorridenti. Preciso che nella giornata di ieri, verso le ore 8 mi ero allontanato dall'abitazione e, nella circostanza, avevo salutato mia moglie la quale, come era solita fare, si affacciava alla finestra sul cortile per ricambiare facendo un cenno con la mano. Una volta rincasato verso le ore 14 circa, non trovavo Liliana nell'appartamento ma non davo particolare peso alla cosa, dal momento che, per esplicito accordo, il martedì ed il giovedì ci dedicavamo a coltivare le nostre personali amicizie e, in tale circostanza, talvolta pranzavamo o cenavamo fuori dalla nostra abitazione. Il perdurare dell'assenza di mia moglie protrattasi fino al primo pomeriggio unito al fatto di aver notato che aveva lasciato il proprio telefono a casa. Ha cominciato a mettermi in allarme e ho ritenuto di chiamare telefonicamente il fratello di mia moglie dal momento che, quest'ultima, era solita fargli visita, ma senza trovare riscontro alcuno. Più tardi notavo che sul suo cellulare era giunto un messaggio da una sua amica, tale Micheli Gabriella, che contattavo manifestandogli la mia crescente preoccupazione per l'assenza di mia moglie. La stessa amica, assieme al marito di questa ultima, un ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, nelle ore successive, considerata l'ulteriore protrarsi dell'assenza di Liliana, mi accompagnava in questura per formalizzare la denuncia di scomparsa. Ho fatto vedere agli inquirenti tutti i vani dell'appartamento che si presenta pulito ed in buon ordine. Mia moglie si è allontanata da casa portando con sé la sua borsetta che conteneva il portafoglio con i documenti personali e la tessera bancomat dell'istituto bancario Unicredit dove è correntista. Prima di salutare gli inquirenti gli ho permesso di guardare la cantina di pertinenza che si presentava in relativo ordine e di visionare l'interno della mia autovettura, una Fiat Cubo, dove giacevano, parzialmente smontate, 2 biciclette del tipo mountain bike. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.